Giacomo Serreli. Dal suono delle parole, dall'emozione della scoperta, perché questo è il senso della serata, passiamo invece a quello che è un altro genere di musica, ma soprattutto ad una premessa che il caro amico Giacomo, che oltre che essere un grandissimo giornalista e uno straordinario etnomusicologo, ma anche un grande specialista di etnografia, ha raccolto e ha voluto restituirci, perché 22 anni fa, quella sera straordinaria, alla presenza del ministro Melandri, e stiamo parlando del 2000, Barumini organizzò proprio in questi spazi una grande festa. Una grande festa a cosa? Al fatto che su Nuragi venne inserita qualche anno prima, per la verità, nella conferenza di Napoli del 1997, nelle liste del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E da quel momento è nata un'altra storia, erede di quella che avete visto prima, straordinaria per quella che riguarda lo sviluppo non soltanto dell'attuale, del presente, ma di ciò che potrà diventare un domani. Prego Giacomo. Grazie Giorgio, grazie e benvenuti anche da parte mia. Sì, allora consentitemi per pochi minuti di riportarvi con la memoria a quello che accadde in questi luoghi, tra queste pietre, poco più di 20 anni fa. Era il 20 giugno del 2000 e gli spazi interni, i pertugi, gli angusti camminamenti della reggia nuragica di Barumani furono come invasi da una colonna sonora costituita dai suoni, dalle voci, dalle musiche della nostra Sardegna. A realizzarla furono gli esperti ingegneri del suono della Real World di Peter Gabriel con la supervisione di Gesuino De Iana. Poi sul palco, allestito davanti al monumento, ebbero modo di esibirsi Mauro Pagani, Cristiano De André, i nostri tenores Raimundo e Luco Di Bitti, i Cordas e Cannas e due importanti voci che arrivavano dall'Africa, il keniano Ayub Ogada e il guineano Moricante, che ci ha lasciato nel maggio del 2020. Bene, quell'evento in musica voleva proprio celebrare l'iscrizione della reggia nuragica di Barumini nel registro dei monumenti protetti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, e tutto questo avveniva, come ha anticipato Giorgio, 3 anni dopo la sottoscrizione ufficiale di questo atto. Allora era presente la ministra Giovanna Melandri e a guidarla proprio in questi luoghi era stato proprio il suo scopritore, Giovanni Liliu, che aveva 86 anni. E la ministra, rivolgendosi proprio a Liliu, ebbe modo di dire: ogni progetto ha un'anima, l'anima di Barumini, professore, è la sua. Io ho avuto anche l'onore e la fortuna di poter realizzare in quel periodo una intervista col professor Liliu, che poi venne pubblicata su una sorta di, come dire, di foglio volante che venne pubblicato e distribuito in quell'occasione. Bene, allora il professor Liliu ebbe modo di dire: io sono stato per 10 anni, dopo il 1974, incaricato dalla Regione Sardegna, componente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e anche componente dei comitati di settore di consultazione architettonico, archeologico, storico, artistico, cui arrivavano i progetti e venivano valutati, ma si esprimeva solo un parere consultivo. In quel tempo aveva messo in lista, tra gli altri, anche il nuraghe di Barumini. C'era insomma una mia indicazione, ma non ebbe seguito. Poi, qualche anno fa, è arrivato in Italia l'incaricato dell'UNESCO, un catalano vice direttore della scuola spagnola di archeologia. Ha visto il nuraghe, ma anche il contorno, l'ambiente, il paese. Credo che tutto l'insieme, non solo il nuraghe, soprattutto il villaggio e il contorno, che è molto bello, abbiano avuto un peso determinante per avanzare una proposta per il parere favorevole al riconoscimento dell'UNESCO, che poi è arrivato. Occorre che quell'ambiente venga preservato, sottolineava ancora Liliu. Per il momento mi pare che ci sia abbastanza rispetto, ma intendiamoci, io voglio bene, molto bene anche agli altri nuraghi della Sardegna. Se io dovessi esprimere un giudizio sul valore architettonico, allora il principe Santo Antine di Torralba. Dal punto di vista della bellezza, allora indicherei per tutte le sue ondulazioni il Losa. Barumini ha altre cose, è compatto ed è tutta un'avventura al suo interno con i cunicoli e poi il villaggio.
Insomma, tutta questa lunga promessa, di cui intanto mi scuso, mi serve per sottolineare come sia importante riportare qui, in questi luoghi, come nei prossimi giorni a Cabras, le espressioni di questo nostro patrimonio etnomusicale, che è unico, non ha eguali ed è una rappresentazione fortissima del radicamento delle nostre tradizioni, delle tradizioni della Sardegna. E non è un caso che ad aprire la sequenza di musiche all'interno del Festival dell'Archeologia sia un gruppo a tenore, cioè il custode delle voci più monolitiche, arcaiche che possiamo immaginare, protette anche queste dal 2005 dall'UNESCO perché fanno parte del patrimonio immateriale dell'umanità, protette al pari della reggia nuragica di Baruni. Compito di stasera spetta tra l'altro a una delle formazioni più apprezzate e accreditate anche a livello internazionale, il tenore e concordo di Orosei. Sono straordinari interpreti di un repertorio che si rifà anche agli aspetti religiosi, ma anche quello profano, ed è una formazione che sin dagli anni 90 ha suscitato l'interesse di altri artisti che provenivano da altre culture. Qui basta ricordare forse soltanto l'esperienza del violoncellista olandese Ernst Reisiger, documentata tra l'altro da diversi dischi incisi per una prestigiosa etichetta tedesca, la Winter ed Winter, e poi anche il regista tedesco Werner Herzog, che le loro voci aveva voluto registrare a Parigi perché comparissero all'interno di una colonna sonora di un film di taglio scientifico, The Wild Blue Yonder, che vinse anche dei premi a Venezia. Sono stati recentissimamente protagonisti di un tour che li ha visti toccare anche la Polonia, la Germania, la Francia e la Svizzera, e stasera sono qui su questo palco per riproporre nella maniera più genuina e incontaminata forse una delle espressioni più affascinanti, mi verrebbe anche di dire ipnotiche, del nostro patrimonio etnomusicale. Non mi resta quindi che augurarvi un buon ascolto in compagnia delle voci, le diverse voci del concordo e tenore di Orosei, Mario Siotto, Piero Pala, Luca Frau, Massimo Roic, Mattia Piredda. Buon ascolto. Contempla coro endurado solame dove marea cando non poté aer pacencia marea desconsolada cando in te esa sentencia contra le Dae Pilatus publicada chiamò re condenado cando desobedea
Divina consoladora, esos aflitos mortales, danos remedio insormales, esos remedios en hora. aurora resplendente, Esos veranos candores, que disipa sus errores, de esos pecado insolente, fa che a tutto costa gente, gracia al meresquidora, danos remedio insormales, esos remedios en hora. remedio todos pedimos, Remedio te mandamos, pro su remedio llamamos, a su remedio venimos. pro que certamente esquemos, Ser de media aurora, danos remedio insormales, de esos remedios en hora. divina consoladora, De esos aflitos mortales, danos remedio insormales, de esos remedios en hora. Buonasera a tutti. Noi, come ha detto Giacomo, veniamo dalla comunità di Orosei e questa sera vi presenteremo i canti della nostra tradizione sacra e profana. Una tradizione che viene da una grande cultura, da una grande musica e vasta musica come soltanto la Sardegna sa esprimere, e non lo dico per vantarci, ma abbiamo una infinità e una tradizione musicale immensa. I primi due brani che abbiamo eseguito sono due brani della tradizione religiosa, dei Gozos, e adesso andremo avanti con altri brani della tradizione religiosa, con un Magnificat, un'Ave Maria, e poi vi faremo ascoltare anche qualche brano della tradizione profana e andremo avanti così. Grazie. Regina Celi letale. Cui acque me doesti portare.
exis ecodexet. Ora pro nobis Deus. Magnificat animam Dominum. et exultave in Deo salutaris meum. Timentibus Mentibus eum. Gloria Patri et Filio Sancto. Sic ut erat in principio et Nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Deus te salve Maria, plena de gracia, su Señor es quien tecus. E benedictas es tu entra totus ar feminas, e benedictus fructus de sas intrañas tuas, Jesús. Santa
traiamen Jesus. Laudato sempre sia Solo merdes Jesus et Maria. sia sempre laudato Solo merdes Jesus sacramentatum. laudemas proso e proso Solo merde Maria ed Jesus. Deus te salve Maria, plena de gracia, su Señores quintecus. E benedictas es tu intra totus ar feminas, e benedictus u fructus de sas entrañas tuas, Jesús. Santa Maria, Mamma de Deus, preca pro nobis ateros pecadores, comenten soles a mortero, traiamen Jesus. A su primo spuntare de su die, quando su che lo resta pro sereno quando su resignolo rie allegro cantate in solito ameno a su primo spuntare
mare tumbae Sinta rayosae mai poti atri a su primo spuntare de su die quando su che lo resta pro sereno quando su resignolo rie allegro cantate in su le tua meno non mi lea, non ti leo, non mi amano amatiere, tu e che resa, e a ti quiero Bene, abbiamo ascoltato, io ero seduto lì e sentivo questa armonia impressionante, questa pressione, tant'è vero che con chi mi stava vicino ho detto ma si sente quasi come si sposta l'aria ed è un qualcosa di clamoroso perché era talmente forte, cioè come se delle canne di un organo avessero veramente pompato. Sarà che, voglio dire, anche il riflesso delle onde sonore sul basalto di Sunuraji forse hanno creato anche quella condizione, no? Quella situazione fisica per poter far sì che questo sia potuto avvenire e credo che l'abbiano sentito anche là in fondo. Grazie per questo vostro contributo veramente straordinario. Il Concordo di Rosei